Dicevo che hanno fatto questo primo set devastante dove vi hanno surclassato, te cioè, sapevi di una partenza veloce da parte loro, ma non così penso, perché ho visto che ti sei anche arrabbiato parecchio con le tue. No, noi, beh, chiaro, probabilmente forse all'inizio abbiamo sentito un po' il peso della partita, pronti via, però 79 punti subiti non sono assolutamente, cioè il nostro target oggi era 50. Se li tenevamo a 50 potevamo vincere la partita, a 79 ovviamente è impossibile, abbiamo provato a cambiare più cose ma eravamo sempre in ritardo, cioè sempre sulle gambe, sempre in ritardo e sia in penetrazione che a 3 punti, appunto loro riuscivano a trovare sempre conclusioni da solo, ma soprattutto in penetrazione, cioè in penetrazione riuscivano a batterci sul primo palleggio sempre. E quindi ovviamente così diventa poi difficile, soprattutto se prendi 80 punti in casa, perché poi alla fine io sapevo che 60 li riuscivamo a portare a casa, quindi dovevamo tenerli sotto 50, chiaro a 79 non vinciamo mai. Ho detto che era una partita importante perché sono punti importanti, ne avevamo parlato 15 giorni fa dicendo che adesso tutte le partite sono importanti, però questa ancora di più, No, insomma. chiaro Perché... che i punti di oggi pesavano per entrambe. Questo peso forse un po' all'inizio ci ha condizionato di testa, ma è una supposizione, non è una giustificazione. Ci tenevamo a fare una partita, non siamo riusciti. Andiamo avanti perché bisogna andare avanti, il cammino è difficile però perché per carità anche per te e anche per le ragazze perché giocare con questo peso diventa poi difficile. Assolutamente, sappiamo che siamo contate purtroppo e lo siamo anche in allenamento e ovviamente non allenandoci nelle condizioni migliori numeriche, cioè stando in 6, in 7 in allenamento, ovviamente non sei pronto per fare queste partite. Loro ci hanno surclassato dal punto di vista e nonostante gli effettivi erano più o meno gli stessi, perché poi, però loro riescono comunque, mi ha detto prima anche il coach, riescono comunque in settimana a fare determinate cose e ovviamente arrivi con una preparazione, con una gamba diversa.